Mandi a tutti e a tutti. Mi chiamo Silvana Schiavi Fachin e ho insegnato linguis, francese e inglese e dopo didattiche des linguis modernis e didattiche dal Furlan dell'Università del Friuli. Mi sono sempre occupata di educazione plurilinguale e di formazione di insegnanti di linguis nativis come il Furlan, secondis come l'italiano o forestis come l'inglese, il tedesco, il francese. Ho il piacere di presentare il progetto editoriale Sghiribitch, suo didattico per imparare a leggere e a scrivere, che è stato realizzato col finanziamento della Commissione delle Comunità Europee, della Regione Friuli Vignese Giulia e dell'Università del Friuli. Sghiribitch è un giornalino didattico studiato per insegnare a leggere e a scrivere per Furlan. In tutto sono stati pubblicati 6 numeri e ognuno ha là dentro un testo illustrato famoso, 2 schede per insegnanti e 6 schede per gli allievi, con proposte di attività didattiche, di ascolte, di letture e di scritture. È un insert per giocare con regole di lei da ur. Per ogni numero, le attività didattiche si sviluppano partendo di piccoli testi scritti, storie, fumetti, poesie, proverbi e via dinanzi. E le attività di lettura e di scrittura vengono presentate in una clave contrastive, attorno di qualche tratto distintivo che differenzia il Furlan dall'italiano. Le schede per gli insegnanti di fatto si concentrano su punti più intrigosi del sistema fonologico delle lingue furlane e di che italiane mettute a confronto. Vi spiegherai come i contenuti e gli obiettivi del progetto. E farai qualche esempio pratico su come questi materiali possono essere adoperati per insegnare a scrivere per Furlan. Prima di cominciare però, è ben ricordare che la grafia ufficiale delle lingue furlane è stata fatta bene con la legge regionale numero 15 del 1996 e dunque dai primi numeri di Sghiribitch si può inchiatare per aulis no in standard. Per questo ho improntato una scheda di istruzioni che potete dischiamare dal sito di Arlef. Come esempio, abbiamo il numero 0 di Sghiribitch, con la storia di Tomàs e il Crot, che già dal titolo ha dentro la opposizione fra vocali corte e vocali lunghe, che è il cuore delle attività didattiche di questo numero. Anche attività in più si può smettere d'ogni, in maniere contrastive, il non Furlan dal protagonista col non italiano Tommaso, facendo notare il mutamento di accento. Tomàs, Tommaso. Come ho detto un esempio di schede per i mestri, in cui si vede il sistema del Furlan, con 10 vocali, 5 cortis e 5 lunghi, e il sistema italiano, a contrasto, nome con 5 elementi, 5 vocali. D'ogni è lo stesso problema presentato sotto forma di gioco per i frus, che prima ascoltano ciò che si dice e dopo cercano di combinare il suono col disegno e la vocale. Per rinforzare la posizione corte lunghe si propongono altre attività ai frus. Prima lavorare a ascoltare l'opposizione o crot, calcedi un crot, e poi dopo imparare a scrivere. Ho sempre stata convinta che anche dall'insegnare a spiegare più i tecnici delle lingue,
Ho sempre di cirì curare le emozioni dai lievs. Disto si gala loro fantasie e così anche per vocali. Ho accettato una tiritere un po' matarane e le hai voltate per furlan. C'ero strambis, là con dos giambis, le casbelè, lo col tombolè, che sta le luculi calciale in su, ma il pluninin lì con puntin. Per sclarire le importanti nozioni di spazi, per in su, per in giù, per in ca, per in là. Dentro tal numero che ho sin da ora spiegato, assicciate una scheda di esercizi con una doppia funzione, linguistiche e di verifiche, su troppo che queste nozioni fondamentali sono claris ai nostri allievi. La domanda è: per indullarsi vadie, massime con che più piccoli, le prime classi elementari, o varesi di controllare sempre se gli allievi apparono ben le nozioni di spazio, di tempo, di qualità. Soprattutto quando che o lein una mappe o fasin un esperimento, o lein una recipe o contin un caso, una storia, o descrivin un fatto. E vien avanti. Tutti anche gli tabelli di segnaletica stradale avevano contestualizzati in maniera che gli allievi avevano a chiaro i punti di riferimento concreti. Ogni numero di scribici si siede proponendo un'attività di scrittura. Per ogni lezione, di fatto, all'en grossari una corta lista di parole che gli allievi hanno già adoprato a voce e sin tutta lei, e che hanno di provare a scrivere sotto le immagini, giuntando, se è il caso, anche l'articolo mascolino o femminile. Esempio: l'af, l'uf, il fuoco, il fil, la mil, il pes e il pes. Tutti i numeri di scribici hanno un insert di carte più rigide con attività pratiche, dove che si domanda ai frus di doprare le mans e qualche altro impresto, fuarpis, cole, pinei e via dinanzi. Per ogni attività pratica sono le istruzioni, c'è molto fa. Prima di scominciare a tagliare le figure, si concede di preparare un cartellone con le istruzioni e di picchiarlo sul muro di classe. O migliore anche modo di prepararlo sul computer con le istruzioni scritte in grande in maniera di poterlo doprare anche con la LIM. In queste maniere le attività potranno essere guidate anche di un allievo che lo sa già lei. O mette in evidenza che questa è un'attività che mette in valore diverse funzioni linguistiche. Tanto che, giusto per fare qualche esempio, la funzione strumentale, da, tio, dammi, che è regolativa, che è su, che è interattiva e via avanti. Sul sito di Arlef ho trovato tanto materiale integrativo, una tabella con le funzioni linguistiche elaborate dal modello Halliday per italiano, per furlan e per inglese. Con di più, le pagine dal sito di Arlef con i materiali multimediali, le sezioni dai video per didattiche, si chiama il cortometraggio di Dorino Minigutti, Biel scrivente. Un viaggio fantastico dal mondo delle scritture, realizzato anche materiale operativo per l'insegnamento delle lingue. Una storia contata per mezzo di immagini e di sonori, che chiappa dentro una pluralità di linguaggi, lingue scritte, lingue orali, musiche e rumori. Mi auguro che questi materiali possano aiutare a insegnare a lei e a scrivere
com manco el fadie, as frutis e ai frus, a imparar, complui alegria.